Luca Spavanetto, da capogruppo in Consiglio regionale del gruppo di Fratelli, addirittura vicepresidente della regione con in deleghe importanti, e soprattutto c'è anche tutto il litorale fondamentale per il Veneto dal punto di vista turistico. Sì, allora si passa da un lavoro fatto in quest'ultimo anno da capogruppo, negli ultimi 3 anni in Consiglio regionale, a vicepresidente della regione con deleghe al turismo e al lavoro, diciamo quelle principali, poi ce ne saranno altre. Il turismo non è naturalmente solo costa veneziana che parte da San Michele Tagliamento Bibbione fino a Rosolina, ma è città d'arte in particolar modo, è la montagna ed è anche tutto il territorio, i laghi, ma anche tutto il territorio dell'entroterra che ha delle particolarità come la Riviera del Brenta, come la particolarità delle colline Ivadobbiadene, insomma ne abbiamo di dossier da studiare e poi naturalmente da avviare. Beh, ricordiamoci che oltre 70 milioni di presenze turistiche lo scorso anno, fra il 2023 e il 2024, cioè il Veneto si conferma regione più turistica d'Italia, se non a livello europeo, e adesso abbiamo anche le Olimpiadi alle porte. Sì, allora è non solo dal punto di vista del bilancio turistico la prima, ma è anche una locomotiva, perché poi gli operatori turistici sono i primi fondamentali a far grande questo turismo, e quindi penso che siamo la locomotiva anche in termini di innovazione. Le Olimpiadi sono una sfida grande, quindi le Olimpiadi che noi chiamiamo Cortina Milano, naturalmente 2026, sono un grande palcoscenico per far vedere ancora di cosa riesce a fare il Veneto ancora di più rispetto a quello che già fa. Che emozione essere nominato vicepresidente della regione. Grande responsabilità sulle spalle, al momento grande responsabilità sulle spalle.